Giovedì 17 febbraio 2022 la Commissione Agricoltura del Senato arriva in visita nel Delta. I consorzi di bonifica del Polesine hanno organizzato questo incontro per illustrare il difficile lavoro quotidiano necessario per mantenere asciutte e in sicurezza le campagne e i centri abitati di un territorio a forte rischio idraulico e in gran parte sotto il livello del mare di 3-4 metri. Una situazione aggravata da subsidenza, mutamenti climatici e costi energetici per il funzionamento delle idrovore sempre maggiori. All'incontro hanno partecipato i vertici nazionali e regionali di ANBI, Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica d'Italia, rappresentanti delle istituzioni territoriali, i vertici dei consorzi di bonifica Delta del Po con sede a Taglio di Po e Adige Po con sede a Rovigo. Giampaolo Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Problema energetico e problema subsidenza, cosa si può fare? Ma sono due cose, purtroppo sono tristi realtà di questo periodo. Siamo in questo territorio che per il passato ha già pagato un caro prezzo, l'estrazione del metano. Oggi stiamo purtroppo vivendo i corsi e ricorsi storici. Dopo 50 anni dal blocco dell'estrazione di questo territorio si pensa di estrarre nuovamente il metano. Io credo che questo territorio abbia già pagato parecchio, difatti ne vediamo le tristi conseguenze. Siamo anche molto vicini a Venezia. Io credo che bisogna riflettere molto, consapevole del fatto che comunque bisogna affrontare la crisi energetica, ma probabilmente la soluzione non è qui, non è in questo territorio che già ha pagato parecchio. Lei oggi ha portato qui alcuni componenti della Commissione. Che percezione si ha nel resto del Paese di quanto è successo o di quanto si sta registrando in Polesine? Io credo che non si conosca questo tema, lo si conosce chi l'ha vissuto in maniera drammatica in questo territorio, poi purtroppo non se ne è parlato, lo conoscono i tecnici e poche altre persone. Per questo motivo sono venuto qua per far capire quello che sta succedendo in questo territorio, per far capire che il problema non è solo di questo territorio assolutamente, va coinvolta la Regione Veneto con uno studio secondo me scientifico che tenga presente anche quello che sta facendo la Croazia, che sta estraendo nel mare qui di fronte, e va investito anche la comunità europea, perché chiaramente il problema di Venezia, pensiamo anche al Mose, lo scioglimento dei ghiacci, perché inevitabilmente si vanno a sommare le due cose, perché gli effetti della subsidenza dell'estrazione di 50-60 anni fa l'onda lunga, questo territorio continua a calare 2-3 cm all'anno, che si somma con l'innalzamento dei mari, che anche quello è di circa 1-2 cm all'anno, quindi abbiamo un effetto di sovrapposizione, abbiamo un effetto doppio, quindi giustamente va risolto. Io mi metto anche nei panni del ministro Cingolani come riflessione che il problema energetico va affrontato, ci sono 1000 altri modi per affrontarlo, non credo che la soluzione la troviamo qui. Vediamo proprio qui di fronte cosa sta succedendo. Le case, basta girarsi un attimo, se gira la telecamera vede cosa è successo, e quindi io credo che bisogna riflettere attentamente. Ecco, di fronte al problema energetico grandissimo che sta interessando l'Italia in questo caso in particolare, ci si può rifare un principio di precauzione? Sì, chiaramente il principio di precauzione la storia ci insegna, no? È inevitabile il principio di precauzione, bisogna pescare dagli errori, fare tesoro degli errori del passato per poi non commetterli più in futuro. Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, altresì conosciuti come consorzi di bonifica e di irrigazione. Qua nel Polesine c'è un problema di subsidenza, ma in tutta Italia oggi c'è un problema di costi energetici per tenere asciutto il territorio. C'è un problema storico in questi territori, è altrettanto un problema perché dobbiamo mantenere un equilibrio tra l'acqua dolce e l'acqua salata, e soprattutto un equilibrio tra l'ambiente e le zone antropizzate. Questo è un problema che l'abbiamo già da diversi anni, ce l'abbiamo nell'agenda dei lavori di ANBI. Crediamo che tutte e due le problematiche vogliono gestite e vogliono affrontate con lungimiranza che vede uno studio e comunque un principio di precauzione su tutto quello che è il tema delle estrazioni
nell'Adriatico, ma soprattutto quello che sono i costi dell'energia elettrica che noi andiamo ad affrontare per mantenere questo straordinario equilibrio. Costi dell'energia elettrica che non possono sempre e solo gravare ai consorziati, quindi proprietari di terreni, di case di questi territori, ma che crediamo che devono anche essere messi nelle condizioni di poter essere affrontate da un finanziamento pubblico. Ecco, come si può rispondere al caro energia? Come mondo dei consorzi di bonifica è da diverso tempo che diciamo che il costo dell'energia, oltre che efficientare l'uso degli nostri impianti idrovoli attraverso un uso consapevole di accensione e di spegnimento, ma crediamo anche che la sfida importante sia quella dell'energia rinnovabile. L'energia rinnovabile che nel mondo dei consorzi di bonifica significa fotovoltaico galleggiante, idroelettrico, tutte fonti di energia altamente qualificate dal punto di vista ambientale e anche e soprattutto stabilizzanti rispetto all'utilizzo dell'energia elettrica stessa. Quindi crediamo che su questo dobbiamo lavorare, avremo bisogno di semplificare tutto quello che è il tema della costruzione di questi impianti di energie rinnovabili sui nostri impianti, ma anche con delle incentivazioni rispetto alla produzione di energia rinnovabile che vadano incontro a quelle esigenze di utilizzo sul posto dell'energia dove la produciamo. È un paradosso, ma le eventuali estrazioni di metano che dovrebbero risolvere un problema energetico di fatto aumentano i costi per mantenere asciutto il territorio. Aumentano i costi, però crediamo che altrettanto oggi le tecnologie ci permettono di poter fare delle valutazioni. Auspichiamo che rispetto alle scelte che si sta facendo nel nostro Paese si creano delle commissioni di inchiesta, soprattutto dei gruppi di lavoro per andare a quantificare il costo e il beneficio rispetto all'operazione che stiamo facendo. Quindi non un no pregiudiziale, ma un principio di precauzione da valutare. Un principio di precauzione da valutare, perché ogni elemento e soprattutto ogni azione dell'uomo sappiamo che da una parte crea beneficio e dall'altra potrebbe creare dei problemi. Prima di dire di no a prescindere occorre fare delle valutazioni precise dell'impatto della scelta che viene fatta. Giancarlo Mantomani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Un po' di dati, un po' di numeri, quanto costa la subsidenza? Quanto costa oggi la subsidenza? Costa circa 7 milioni di euro di energia elettrica. Questo dovuto al fatto che ogni goccia d'acqua che piove sul nostro territorio del Polesine deve essere veicolata verso l'idrovore, deve essere pompata, quindi con un consumo di energia. Ma non è solamente questo il problema, dobbiamo mettere in conto anche tutta quella manutenzione che è stata fatta negli ultimi 20 anni di rialzo e di ringrosso delle arginature, perché la subsidenza ha abbassato i terreni, ha abbassato le arginature e per difendere il territorio, per mantenere la sicurezza idraulica è stato necessario spendere decine e decine di miliardi di lire per mantenere la sicurezza idraulica di questo territorio. Oltre a questo è stato necessario ripristinare tutta la rete di scolo e anche gli impianti idrovori, perché gli impianti idrovori erano stati dimensionati per vincere una certa prevalenza, con l'abbassamento del territorio le pompe non erano più adatte, quindi è stato necessario sostituire tutto il sistema degli impianti di pompaggio. Quanto dura la subsidenza? È un fenomeno che si ferma oppure no? Tieni conto che il fenomeno della subsidenza è stato verificato praticamente nel 54-55, quando l'estrazione del metano era cominciata da pochi anni. Nel 57 a 30 cm il territorio si è abbassato, in 10 anni 2 metri, poi nel 60 è stato deciso di interrompere l'estrazione di metano. Ciò non toglie 2 metri in questi 10 anni. Negli anni successivi, senza più estrazioni, siamo scesi di un altro 1,5 metri. È evidente che anche negli ultimi 25 anni l'Università di Padova ha calcolato un abbassamento di altri 40 cm, un'onda lunga di abbassamento che non si sa se si è fermato e se si fermerà e in che tempi. Cosa rispondere a chi dice che comunque dagli anni 60 ad oggi le tecniche estrattive sono sicuramente migliorate? Io faccio sempre l'esempio della cannuccia in un bicchiere. Se la zona sottostante dove estraiamo il gas lo estraiamo in superficie come si faceva una volta, si dice ma è per quello che il territorio è calato. Stiamo attenti, perché la cannuccia, se la mettiamo sul fondo del bicchiere, estrae la stessa quantità di acqua e il problema
perforando più in profondità e che si amplia la zona di effetto della subsidenza. Si hanno riscontri scientifici su questo o si lavora solo sui numeri? Si lavora solo sui numeri purtroppo, è facile fare i modelli matematici e far tornare i numeri, perché con i modelli matematici tutti siamo in grado di modificare alcune condizioni del contorno, alcune variabili geologiche o geotecniche e facciamo tornare i numeri che vogliamo al modello matematico. Ricordo che Teodorico, chi ha fatto i calcoli sull'effetto subsidenza sulla piattaforma Teodorico, scrive che l'abbassamento sarà di 29 cm. È evidente che se andiamo a Ravenna vediamo che quella piattaforma, che è 1,5 milioni, ha creato ben più di 1 metro di abbassamento, quindi faccio fatica a farmi prendere in giro dai modelli matematici. È necessario che qualche commissione di esperti valuti i modelli matematici prodotti da chi vuole estrarre metano e che valuti veramente se le condizioni del contorno siano reali e siano condivisibili. Un abbassamento di pochi centimetri può essere sopportato dal territorio oppure comunque è un disastro? No, un abbassamento di pochi centimetri può essere sopportato perché gli argini sono a 4 metri sopra il livello del mare, quindi se anche si abbassasse di 10, 15, 20 centimetri è sopportabile, avremo più infiltrazioni, però il problema non è questo, il problema è peggiorare e continuare a perforare senza avere dati certi e quindi trovarci fra 20 anni, fra 30 anni un abbassamento di altri 30, 40, 70, 1 metro, questo non sarebbe assolutamente sopportabile da questo territorio. Abbiamo parlato di quanto costa, ma la subsidenza ha avuto o ha evidenze, conseguenze anche per l'economia di un territorio? È evidente che se subsidenza significa diminuire quello che è la sicurezza idraulica del territorio e quindi come possiamo parlare di diminuzione di sicurezza idraulica e proporre uno sviluppo economico del territorio, le due cose non stanno assolutamente in piedi. Bisogna essere onesti e corretti, preleviamo gas dal sottosuolo, sappiamo veramente quando sarà la subsidenza e valutiamo quelle che saranno le conseguenze. Prelevare e dire oggi è un beneficio, domani chi ci sarà si arrangerà, non credo sia una cosa intelligente per il rispetto che dobbiamo avere verso i nostri figli.